Buonasera a tutti su BCTV, oggi è 21 del mese di Sant'Andrea, 2020 Kimbe. Siamo in tristura, sei in tristura, voglio sentire di Patrizia, tutto il sanimo intendiamo la tristura è transito, o questa piscina 61 anni, che in questa annata di cui poi noi diamo su dall'aspio chi l'ha preparato e chi ha proposto invece TV, che lamenta sa figura di questa piscina. E diamo intanto come si presenta Saida, dal suo punto di vista meteorologico, si presenta in questo quello che costate, poi se vi venne, basta qualche spicco gaide di biaitino, ma sul resto è cucuzzato dai nuvole biancas. E questo è una fotografia ista dai Pusacurzi. Diamo di tornare su Saravallo, oggi che Napura a 7 gradi potete scrivere temperatura massima e 2 gradi temperatura minima, quindi oggi è veramente fritto, ma da sito adesso manzano come sui siti insomma uno fritto da non credere. Che lo resta a mezzo cocolato viene da Sassoni, che poi cocolato su tutto, che incarchi presenza di Abba verso Salduasa, da Salduasa a Schimbe e poi tornata a restare cocolato, ma che ne trovare. Idimo crasa che este sabato, 7 gradi al massimo, 2 gradi la minima, mezzo cocolato posto a die, poi carichi tutti e abba una molinedda verso Saldua, di die. Bene, e no che abbiamo a che onore a Patrizia, le schiene in questa annata, 61 anni, debutto, non lascia sta veramente transito scomentiamo nato, ma io la cheglia mentale, su capi scritto, pro issa, a Dolomana, 61 anni, e via, sinché il morta Patrizia Mele, sorelle Enza, Gina, Pinuccia, Giuliana e Maurizio. Metta dobbiamo a Patrizia, per impegno suo sociale e culturale. Per 30 anni sei stato infermiere, ha aiutato gente, metta chi ti aiuto suo hai bisogno, e lei metta bisogno per su nato. Poi 20 anni sei stata presidente sul gruppo folk e culturale Sabitta, e che mamma premurosa ha educato una scanta generazione di piscinas e piscinos, amare e dare valore a questa tradizione, costume, sballos, adornos, modas, usanze e storia. Ecco, tutto questo, Patrizia, ha posto in moto, in funzione, è una cosa che il Gallo Duran, che donzando viene in Cortes Alberta, specialmente in Cortes Alberta, abbiamo la possibilità di vedere quanto vale questa organizzazione, tanta di questa cosa si deve a Patrizia. E spero, grazie a essa, su costume, sul ballo de vizi, su noi, de sos poscornotos e ammiratos. Ti ne torniamo grazie al Mannas Patrizia, lascia un tesoro, un patrimonio, non a sa vita e via, ma a sa cultura del suo mondo. Questo che ha lasciato Patrizia poteva tornare dimenticato, oppure posto solo in certe occasioni, invece l'ha sposta in primo piano e a che parte della cultura nostra, di ricchezza, di questa giarda, ma è un colore del suo mondo intero. S'interro a storia che napra a Sasunni che in sacreia di Nostra Signora del suo miracolo. Purtroppo io non va a essere delle scondoglianze scaba, poi del solito si impegno, anche se in castello non posso mancare, un impegno che non posso lasciare, già avvisato dai prima e non posso mancare che è il determinante della presenza mia. Condolenze e pazienza alla sua famiglia Tottu da parte del BCP. Andiamo su a un altro toccamento di dolo di una persona che conosciamo da manco, ma che è stato, o che l'abbiamo sconosciuto però, invece, lamentate, girei sempre, invece, Carlo Ricciu,
che Veneto è l'ultima gestione del ammazzatoio l'ha fatta ISE e ha posto in funzione una struttura comunale che se non è stata abbandonata come è abbandonata è scomo. E sinché il morto a 70 battoranno, in Olbia, e il biesima lavorate su Masello, sia in Occhimbizzi, sia in scuola, ma è stato determinante Vinasa e su scusate, s'ammazzatoio, non casi s'ammazzatoio o de Goldi. La struttura comunale come s'ammazzatoio viste sta abbandonata, e se l'è stata posa a torre in funzione ed este cusa pure una struttura che ha che bisogno, specialmente a su pastorio. Poi il basamento che dipinto, che abbiamo già dato Rodolaspio, che nel morto, che l'hanno tirare a bizzi può interrare e si interra a sabato 22 a Saldecche e mesa e sacreia da Santo Iogli martire. Addio tipo lo che. Bene, andiamo da innanzi e andiamo dei sport, da cose belle, la nona giornata ci vede in trasferta a Oristano contro la Sanverese. Si ringrazia lo sponsor gara Formula Ambiente e gli sponsor sostenitori Bar sul Recreo di Giovanni Sanna, il Melograno di Sella Lucia Luisa, poi Tabacchi Valori Bollati di Antonello Corda, Ciccolini Elettrodomestici, Gas Liquido, Radio, TV. Bene, speriamo in buona partita, in buon risultato, in buon profetto da questa partita che l'Ambitese abbiamo visto è in grado di hackere ha vinto su fanno 3-2, una partita bellissima. L'Ullese giocato in casa, questi casa, ma non bosiscono però chi è come me l'ha dimenticata, insomma. Vabbè. Andiamo da innanzi, facciamo il teatro, ecco qua, andiamo sul giornale, rassegna cinematografica, oggi all'Ariston, film e dibattito. Prosegue la stagione di proiezioni e incontri con autori ed esperti in programma al Cinema Ariston di Bitti. La rassegna cinematografica dal titolo Tra vita, morte e televisione, immagini per pensare, è organizzata dal Comune di Bitti in collaborazione con la cooperativa dei servizi culturali Stelai. Oggi in cartellone Sesso e potere. Film diretto da Barry Levinson. È tratto dal romanzo americano Ero di Larry Beinart, interpretato da due giganti di Hollywood, Dustin Hoffman e Robert De Niro. L'appuntamento è alle 20. Il film è una commedia nera che affronta con un taglio ironico il tema della manipolazione dell'opinione pubblica attraverso il controllo dei mass media asserviti al potere. Dialogheranno con il pubblico lo scrittore critico cinematografico Natalino Piras e la scrittrice e neuropsichiatra Franca Carboni. E noi scusiamo in tempo da tirare dai da Cagliari, ma spero di essere fino a San 8 o a San 9. L'Einstein, progetto strategico per l'isola e per tutta l'Europa, incontro della Presidente Torre all'INGV. A Roma, nella sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è svolto ieri l'incontro dedicato all'Einstein Telescope. Presenti la Presidente della Regione Alessandra Tode e i rappresentanti delle istituzioni scientifiche. Sono stati illustrati lo stato d'avanzamento del progetto e le prospettive sulla candidatura della Sardegna a ospitare l'ET a Sosenato. L'Einstein è un progetto trasformazionale per la Sardegna, strategico per il nostro paese e per tutta l'Europa, ha detto Todi. Ci aspettiamo che questi eventi non solo di sensibilizzazione rispetto alle possibilità offerte dall'ET, ma anche di approfondimento all'interno di una comunità scientifica sempre più internazionale. Aiutino questi interventi a comprendere l'immensa opportunità che l'isola sta mettendo a disposizione. E insomma, no, che poi non sono complottista di scatenato, bisogna cercare un complotto, hanno tentato già due e non gli è stato bene, come li chiede, devono fare per forza che complotto, che se no non muoiono.
un complottista che nel complotto, ha detto il sensuale. Terremoto alla SL, Vitti si dimette. Immediate le prime reazioni politiche, il consigliere provinciale Saiu va all'attacco. L'addio del direttore sanitario per contrasti con il commissario Zuccarelli. Cioè Vitti è stato nominato sul centro-destra, Zuccarelli adesso centro manca e quindi è chiaro chi batta due Zazza, chi si marrana su una chissata, un contrasto insanabile ai vertici della SL3 di Nuoro ed è fragato ieri con la dimissione irrevocabile del direttore sanitario Pierpaolo Bitti, in carica da giugno. La voce circolava negli ambienti sanitari, ma solo nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale con la deliberazione firmata dal commissario straordinario Angelo Zuccarelli, che ha assunto l'incarico ad interim. Subito le prime reazioni: si dimette un uomo scelto dal commissario, evidenzia Pierluigi Saiu. Ah, ecco, quindi noi su centrodestra, sul commissario, l'apposto, però non ha fatto buono, poi naturalmente. Un addio fragoroso alla base della decisione di Bitti, ci sarebbe contrasti rilevanti su scelte gestionali. Lo scontro sarebbe cresciuto fino alla rottura. La delibera del commissario prende atto delle dimissioni e affida a Zuccarelli la guida dell'interim della direzione sanitaria fino a formale nomina del nuovo direttore. A far rumore anche la decisione di non affidare la supplenza a Mauro Pisano, direttore della cardiologia, indicato a luglio formalmente nella delibera 254, naturalmente sostituto in caso di assenza di Bitti. La scelta di accentuare è interpretata come forte tensione interna. Oltre alla direzione sanitaria, Zuccarelli ha anche l'interim del distretto di Siniscola e così via. Le dimissioni di Bitti assumono un rilievo regionale. Finché uno carretta resoglia al beccheretta intro della politica. Fumata grigia sulle entrate, l'accordo entro dicembre, potete scrivere, sono nato Rainier che su Bonettelli in mano, Todd e Melone sono ghirati, a chi su Bonettelli, Boitu. Il ministro dell'economia apre, ma è braccio di ferro sulla cifra finale, potete scrivere, credito da 1,7 miliardi, Todd vuole il pagamento in tempi brevi. Ja sta al frisca, L'intesa si troverà entro l'anno, così da inserire i termini direttamente nella manovra nazionale e le risorse, qualsiasi sia l'ammontare stabilito, saranno restituite in tempi ragionevoli. Sono le uniche garanzie strappate ieri da Alessandro Todde a Giuseppe Meloni al tavolo del Ministero dell'Economia sulla vertenza entrate, assieme a una moderata apertura di Giancarlo Giorgetti su una soluzione positiva per la Sardegna. 1 miliardo e 700 milioni di euro è il credito vantato dalla Regione con lo Stato. L'affare è finito anche davanti ai giudici, con la prima udienza fissata in tribunale a Cagliari per fine dicembre. Ma è nell'interesse di tutti fare sintesi prima della sentenza. Nelle settimane scorse gli uffici del MEF, il Ministero hanno fatto una proposta decisamente al ribasso, 800 milioni in 10 anni, potete scrivere. La Regione ha rilanciato con 1 miliardo in 5 anni. 1 miliardo. Adesso 1 miliardo e 7. È difficile, anche secondo quanto trapela a microfoni spenti dall'incontro di ieri, che il Ministero possa arrivare a tanto. Cioè di 1 miliardo e 7, ne quiere dare 800 milioni e quello rilanciano anche in 1 miliardo. Oh, E poi anche se noi non appetire me le scherziano. La norma, allora, fine vita, il CDM impugna la legge sarda. Scritto che la Sardegna è una spacca regione che ha deliberato su la legge fine vita, la norma esuberebbe dalle competenze regionali garantite dall'autonomia. Lo avevano annunciato, alla fine l'impugnazione è arrivata. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare alla Corte Costituzionale la legge regionale sarda sul suicidio assistito.
Dopo la Toscana, la prima regione in Italia a dotarsi di una legge sul fine vita. Il governo boccia adesso la Sardegna. L'impugnazione è stata decisa in quanto, nella sua interezza, la legge esula in via assoluta dalle competenze regionali, eccedendo dalle competenze statutarie e lede le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile e penale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il riparto di competenze in materia di tutela della salute, violando l'articolo 117, secondo comma, lettera I e M e terzo comma della Costituzione. Si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi, ma in effetti la regione è stata avvisata dei costi, ma si serviata pure una cosa appariscente può qualificare la regione sarda. Allora, i futuri medici tra sogni e proteste, che ne inventano un dia una nova in questo test di medicina, a Cagliari test del semestre filtro, sistema sbagliato, non c'è il tempo di prepararsi. Mezz'ora dopo le 8 il piazzale Marco Polo è già affollato. È qui che inizia la corsa degli aspiranti camici bianchi del semestre filtro, sotto una pioggerella timida che battezza la rivoluzione, firma della ministra Bernini, e saluta l'invasione degli oltre 1000 studenti arrivati alla fiera di Cagliari per riuscire a conquistare uno dei pochi posti a disposizione, come se il futuro di questa fetta di gioventù lo decidano un calcolo matematico spiegato e decisamente poco generoso per consentire a tutti di proseguire il loro cammino, iniziato con le polemiche e concluso allo stesso modo. Così, se prova doveva essere, è evidente che al momento sia miseramente fallita. Il pensiero gentile della ministra, che ha voluto rivolgere il suo in bocca al lupo agli studenti, è gradito, ma cambia poco. È il vostro momento, ora i protagonisti siete voi. È il primo passo dentro professioni che richiedono coraggio, studio, testa e cuore, e voi avete già dimostrato di averli. Ciò che non hanno sono i posti, quelli disponibili. Non sono in grado di consentire loro di poter arrivare dentro le professioni a cui si fa riferimento. Sono in 1167 in tutto, ecco, a contendersi 305 posti disponibili nella facoltà di medicina del capoluogo sardo, più ulteriori 25 per odontoiatria. In pratica un quinto è fuori in partenza. Sono pochi anche quelli della graduatoria nazionale, 24.000 contro 55.000 iscritti, destinati in entrambi i casi a crescere ulteriormente con il secondo appello fissato per il 10 dicembre. Una seconda possibilità con le stesse materie e modalità, chimica, fisica, biologia, 45 minuti e a prova e 15 tra l'una e l'altra prova. Così si penalizzano studenti fuori sede e redditi bassi. Le associazioni criticano la riforma, non compensa la carenza di personale sanitario. È un esordio decisamente movimento. È un esordio decisamente movimento. Movimentato e polemico, aggiungiamo due, con le proteste sparse su tutto il territorio italiano che accompagna il primo appello di questo semestre filtro e sembrano destinati a proseguire ancora a lungo le proteste, almeno sino al secondo appello del 10 dicembre, sempre che non cambi qualcos'altro. Vabbè. Si protesta anche in Sardegna, dove Unicaralis, Unione Universitari e Udu Sassari
sono in presidio in contemporanea con la mobilitazione di fronte al Ministero, le tante iniziative nazionali e le azioni legali preannunciate a più voci. Come studenti e studentesse non possiamo accettare le condizioni che oggi si trovano ad affrontare ragazzi e ragazze come noi e per questo denunciamo l'inefficacia e scorrettezza di questa riforma, osserva Elisabetta Bettoni, coordinatrice di UDU Sassari. Semestre Filtro ha esposto migliaia di studenti e studentesse a un periodo di studio con esito incerto, generando ansia, competizione, peggiorando la salute mentale e favorendo chi ha più tempo e risorse economiche. Questo sistema ha aumentato le barriere socio-economiche già esistenti soprattutto per fuorisede e studenti e studentesse con reddito medio bassi, sottolinea per poi proseguire la riforma mette anche sotto stress gli atenei, già con risorse limitate, costringendoli a gestire molti studenti per poi selezionarli in modo spesso arbitrario e non proporzionato alle reali capacità formative delle università. Insomma, è difficile buscare una maniera, basta ir a bere a tutto canto e via, insomma. Poi si selezionano a Sasola. Gli ascot intilti, pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli, gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base. Conto, manca un'organizzazione stabile. Olbia e Tempio al collasso, così Sassari non regge. Sistema ospedaliero. Le accuse del segretario CGIL. Il caos della plastica, tra raccolte extra e il rischio di una stop. A Selargius rientra l'emergenza. Il CAL, Consiglio Autonomie Locali, la Regione dia indicazioni. CAL, notate bene. Sempre scudente che ha nominato sempre che nessuno dice manco chi esiste. A Selargius continua la raccolta extra della plastica che dovrebbe concludersi oggi, mentre a Cagliari l'emergenza è, almeno per questa settimana, rientrata. E mentre tutti i comuni isolani sono in allerta per scongiurare disagi nella differenziata, il Consiglio delle Autonomie Locali si rivolge alla Regione. Dia immediate indicazioni ad amministratori e cittadini per uscire da questo difficile momento di incertezza. L'appello del presidente del CAL, Ignazio Locci, niente meno, come la regione che su CAL ha fatto l'appello e il diretta in mutu, posso che conta su CAL. Pensate un pacco, grata che la resurama della cucchina. Abusi edilizi nel 23% delle abitazioni di Sardegna. Il report dell'Istat, la Sardegna tra le regioni con gli indici più elevati, cioè praticamente siamo abusi edilizi a percentuale più elevata. Vabbè, manco bollo leggo che tanto già. Da Stentino al palco di Sanremo, la mia vita tra l'isola e la musica. Siamo le donne dei Dettori, Beppe Dettori con l'ammentata, ha fatto una parte, c'è un tretto che sta azienda e ha sostituito in maniera non totale, ma comunque sufficiente Andrea Parodi e poi questo Rozio Resti Sconso, non si comprende per quale motivo, insomma, l'azienda anche il Cato, altro scantante, ma all'altezza dei Beppe Dettori e insomma adesso Andrea Parodi non hanno buscato, cioè cantante, insomma di media prestazione. Quando era piccolo a casa non suonava mai per non disturbare, così attraversava la strada con la sua chitarra sotto braccio e appollaiato sul muretto che si affacciava sulla piccola spiaggia del paese, passava ore a cantare e a cercare accordi
provare gli arpeggi o i ritmi delle canzoni degli anni 60 e 70. Essere cresciuto in un piccolo centro dove la natura è un dono di Dio è una meraviglia, per gli occhi è stata una fortuna. Beppe De Tori, 60 anni, è che frontman dei Tazenda, però lo ha compreso soltanto da grande, forse durante i lunghi anni passati a Milano, costruendo giorno dopo giorno, palco dopo palco, la sua carriera di cantante e chitarrista, oppure tra un concerto e l'altro in Germania con Eros Ramazzotti o in tour con Gianluca Grignani. La bellezza che per tutta l'infanzia ha nutrito i suoi occhi è venuta fuori nella sua musica, nella sua voce straordinaria, nella sua creatività senza confini. Il piccolo paese in cui è nato e ha vissuto fino a 13 anni è Stintino, che all'epoca non era ancora la super affollata meta turistica di oggi. Quando c'era levante, la schiuma delle onde arrivava fino a casa, riempendo tutto di salsedine. All'epoca non era stato ancora costruito il molo della Marina e il mare ti entrava letteralmente in soggiorno. Cioè una storia veramente interessante. Io ultimamente l'ho registrato su Bareto del Portoferro, l'ho registrato ancora con la Quintennere, che a est non Beppe De Tori, sempre Beppe De Tori, insomma. Pecorino contro i dazi degli USA, battaglia comune regione-governo, 3 azioni concordate nell'incontro tra Todd e il ministro Lollobrigida. Quindi il risultato, Lollobrigida, chi scappasse metta, il problema del caso romano, il risultato, bando indigenti, cioè praticamente non potevano vendere, quindi gli indigenti, cioè, lo distribuono in alcuna maniera, insomma, grazie all'amore dei. Bando indigenti, fondo di solidarietà regionale, fondo rotazione della SFIRS. Sono questi i 3 interventi concordati oggi dalla regione, rappresentata dal presidente Alessandra Todde e dalla presidente Todde e dall'assessore all'agricoltura Gianfranco Satta e dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, con la partecipazione al tavolo del consorzio in tutela del pecorino romano DOP e della regione Lazio. Obiettivo: ridurre l'impatto che la politica tariffaria USA sta avendo sui prodotti alimentari importati dal nostro paese, e quindi hanno adottato questo sistema. La Zavrue è il segreto della longevità. Zavrue è più o meno un latte whisky, no, un latte whisky, un whisky più o meno. È come scoprire questo segreto della longevità. Il formaggio Casascedo, tipico della tradizione agropastorale, della Barbagia, dell'Ogliastra, prodotto con latte crudo di capra, è al centro di un importante studio scientifico pubblicato da un'importante rivista internazionale, BMC Microbiology. Il titolo, tradotto in italiano, suona poco così e anticipa i contenuti. Il consumo di latte fermentato tradizionale sardo favorisce i cambiamenti nella composizione e nelle funzioni della microbiota intestinale del ratto, cioè dei susori, che quindi, scritto da un team di ricercatori dell'Università di Sassari, di Cagliari e Portoconte, professore ordinario docente, eccetera, eccetera, di Sassari, va al di là dei contenuti scientifici per i non addetti ai lavori e disegna un ponte che collega la moderna microbiologia e le sue tecnologie alla storia e all'antropologia, lungo le radici millenarie della produzione di alimenti fermentati di origine animale o vegetale, alimenti che non sono mai usciti dalla dieta tradizionale delle comunità sarde e di altri contesti mediterranei, dove le antiche popolazioni, alle prese con le tremende difficoltà della sopravvivenza, avevano tra l'altro scoperto la fermentazione come mezzo per conservare il cibo.
capace di potenziare il valore nutrizionale. I risultati di questo studio interesseranno tutti e risponderanno alle domande che ci poniamo sui benefici del consumo di questi alimenti. E quindi pare che questo tipo di alimento siete metta salutare. In Ucraina no di Kiev al piano di pace, cioè che poi sul piano di resa irricevibile la proposta USA-URSS. Zelensky prevede di incontrare il presidente americano nei prossimi giorni. Piano USA spiazza Kiev e l'Europa. Allora, Casa Bianca, Trump riceve mandani essere usciti con nuovo di New York, che è nemico, come lo resti, vediamo che narrata che esiste allora sala sua, secondo noi, dalla minaccia di militarizzare la sua New York e privarla di miliardi di dollari di finanziamenti se avesse eletto un sindaco comunista all'incontro con il neo eletto primo cittadino nello studio ovale. Donald Trump tende la mano a Zoran Mandani, ma contemporaneamente apre un altro fronte di guerra contro l'opposizione, accusando di tradimento un gruppo di parlamentari Dem e minacciandoli di morte. Poteschie, sindaco comunista di New York, Mandani ha chiesto un incontro. Ha annunciato il presidente americano che, oltre a riaffibbiare l'appellativo comunista, ha messo in evidenza il suo secondo nome, come era solito fare in modo dispregiativo con Barack Hussein Obama, che pure l'ha acclamato Zobran Kame Mandami, cioè a che vedere già origine islamica e già adesione a questa religione islamica de Mandani. Bene, che in questo terminiamo si teneva da oggi. Vediamo se va commento, i commenti sono sempre spacco, solo ci riaco due e basta, e quindi noi salutiamo, non damos appuntamento torna a casa, stamattina ora poi si bilacchimo a stasera sul cinema a Ariston. Purtroppo non tanto sull'impegno, tanto dal Cagliari mi manco da meta. E tancamos chissà sigla di tancatura. Bene, ma mentre vedrete buona tutto da Bizzi TV. Adioso e menzo a casa.